Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, benvenuti a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ci sono due modi in queste ore di affrontare il terribile, vile attentato terroristico che è avvenuto a Mosca. Al momento il bilancio veramente tragico parla di 82 morti, più o meno 150 feriti, alcuni bambini, una tragedia nel cuore della capitale russa e come al solito, soprattutto alle nostre latitudini, ci sono due modi di affrontare questo tipo di eventi. Il primo è quello di gran lunga dominante nelle prime ore, come sempre, è il complottismo sgangherato. Complottismo sgangherato che fa poi dei social ovviamente il suo regno d'elezione e che si divide a sua volta in due filoni. Uno, quello che da subito è partito, in mancanza di qualunque dato empirico, per cui è colpa dell'Ucraina, sono stati i servizi ucraini e della NATO, ovviamente, perché c'è sempre la NATO dietro, no? È una macchinazione della CIA sostanzialmente, con la variante che gli ucraini sono stati utilizzati. Ora, ovviamente è molto difficile che un comando ucraino arrivi nel cuore della capitale russa senza che i servizi russi se ne accorgano, ma soprattutto sfugge il vantaggio da parte, diciamo, ucraina occidentale di realizzare un simile scempio, perché un simile scempio non fa che oggettivamente portare acqua al mulino della propaganda della guerra totale di Putin, la mobilitazione totale contro il nemico. Non c'è nessun vantaggio militare, non sono state colpite infrastrutture militari, non è stato inferto un colpo alla macchina bellica o economica, organizzativa russa. È stato fatto solo uno scempio di civili, non c'è alcun vantaggio da parte, diciamo, occidentale, ucraina, della NATO per inscenare qualcosa del genere. C'è poi il secondo filone complottista che dice è un autoattentato realizzato da Putin. Ora, benché, come dire, una pratica del genere sia sicuramente un pezzo forte della scuola del KGB, dell'FSB, del servizio della disinformazione e dell'operazione di controspionaggio russo, che ricordiamo essendo una dittatura non ha una come dire, non inquadra il valore della vita umana nemmeno dei russi come lo inquadriamo noi in Occidente. Tuttavia anche qui sfugge il vantaggio, cioè obiettivamente sfugge il vantaggio di una cosa del genere e soprattutto sfugge il vantaggio palesemente di fronte alla rivendicazione avvenuta dell'ISIS. Questo è il secondo modo di affrontare quello che è successo a Mosca, cioè la realtà. Non solo l'ISIS ha rivendicato, ma è purtroppo ampiamente verosimile che l'ISIS rivendichi una cosa del genere. Primo perché è una mattanza in tipico stile ISIS, in tipico stile della cellula sparsa, diciamo, sparare a caso sui primi civili che incontro. Ma poi perché l'ISIS è storicamente in guerra con la Russia, soprattutto la diciamo branca dell'ISIS che agisce nel Caucaso, che agisce in alcune repubbliche ex sovietiche, soprattutto il Tagikistan, che agisce nella zona islamica del Dagestan, che peraltro combatte sia la Russia che per esempio combatte i talebani verso l'Afghanistan, cioè sono cellule dell'ISIS che agiscono nel Caucaso da decenni e che sono tra l'altro proprio cellule orizzontali, no? Pulviscolari, cioè che afferiscono al brand ISIS ma che si muovono con grande autonomia. E purtroppo la realtà parla della variabile ISIS che ritorna. Cosa ci dice la variabile ISIS? Ci dice che in questo momento lo scontro tra le varie civiltà è infuocatissimo, quello che Samuel Huntington, quello che Organa Fallaci chiamavano scontro di civiltà, infuocatissimo, che anche l'Occidente ne deve tenere conto, che anche Putin ne deve tenere conto, che l'Ucraina è solo un pezzo di una scacchiera mondiale che sta impazzendo e che forse anche a Putin converrebbe farla finita in Ucraina, trovare una soluzione,
cosa a cui stanno pensando anche gli americani da settimane, perché davvero la temperatura dello scontro di civiltà è altissima. Questa è la morale lucida, non complottista, che si può trarre almeno stamattina. Grazie a tutti, a lunedì. Avete ascoltato